Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su RC Radio. Cari amiche e cari amici, 30 minuti con Bruno Zanette è qui anche oggi e cercherà di farvi compagnia con un argomento molto interessante, molto importante anche per il futuro della nostra salute, della qualità della vita. Ho un graditissimo ospite straordinario oggi che è Alberta Belussi. Ciao Alberta. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Ma sei splendida oggi. Ti sei fatta bella per me. Certamente. Per i nostri ascoltatori, per la nostra web, sai che andiamo anche in web, non siete soltanto diventati in radio adesso. Siamo diventati grandi. Un po', sì, beh, sai. Sai che si è formata, parliamo di questo, noi abbiamo creato un'associazione che si chiama Veneto Globe, è un'associazione che si occupa del territorio, di divulgare le peculiarità del territorio, da quelle della terra, dal vino, tutte le varie vari aspetti che ha un territorio. Aspetti del territorio, compresa la cultura e compresa l'arte, perché il Veneto è straordinario, ha di tutto. Fautore di queste. Tu ne sai qualcosa perché eri ex assessore a Vazzola, ti curavi l'ambiente e il sociale, la promozione del territorio. Avevi il tuo bel da fare, Ma mi piaceva, dai, lo facevo con passione. Ecco, quando si fa con passione qualcosa si realizza anche qualcosa per il territorio, vuol dire che i cittadini ne hanno beneficio. Invece quando si fa qualcosa con fatica perché è dovuto, non si ha quella PIL che riesce a mettere in contatto il cittadino con l'amministratore. Invece tu eri ben voluta. Ho cercato di fare del mio meglio. Perché facevi con cuore quello che facevi. Oltre a questo sei professoressa di lingue, sì. Ed io ho bisogno Hai bisogno di esercizio. Di esercizio. E potrei venire a scuola di inglese da te. Anche di spagnolo, che mi piace di più. Anche a me piace lo spagnolo, anche per lo spagnolo è un'emanazione della lingua veneta, no? Insomma, questo è un po' un luogo comune. Sì. Comunque, vabbè, cosa dire? Oggi sei qui con me per un importante tema, è appena terminato il C21 a Parigi, con la partecipazione di 195 paesi, si è parlato del futuro del nostro ambiente e della nostra qualità della vita. Raccontami qualcosa. Sì, guarda, C21 perché è conferenza, è la 21esima conferenza che si fa sul clima ed è stata una conferenza che rimarrà nella storia, perché a differenza di quella di Kyoto, che aveva visto la partecipazione di una percentuale di nazioni che inquinavano l'ambiente per un 12%, in questa conferenza hanno partecipato le nazioni che portano un'emissione di CO2 per il 92-94%. Per cui vuol dire la Cina, mi sembra. Infatti, ti interrompo un attimo perché quando sento queste cose qua e vedo delle trasmissioni televisive che mostrano la Cina, mostrano Pechino, sì, tutto annebbiato, pazzesco, con le mascherine. Come si fa a vivere in un ambiente così? Eppure lì, per aumentare la produzione e portarla addirittura all'esasperazione, non si è dato attenzione all'ambiente. Esatto. Se pensi che la Cina ha un'emissione di CO2 pari al 29% di quello globale del pianeta, è notevole. Tra Cina e Stati Uniti facciamo 29,1, 15 l'altro, facciamo quasi metà delle emissioni di CO2 del pianeta. Ed è importante perché hanno partecipato e alla fine, dopo vari accordi, varie trattative, si è arrivato anche alla firma di un accordo comune. I paesi che sono stati più titubanti nella firma dell'accordo sono stati sicuramente la Cina, perché comunque prendere degli accordi anche impegnativi ha stupito, sì. E poi l'India, perché comunque l'India è una nazione emergente anche per l'industrializzazione, per cui è basata tantissimo sull'energia fossile, per cui
ridurre l'energia fossile vuol dire anche magari ridurre alcuni punti di PIL e loro magari non sono pronti per certi tipi di politica. Invece l'Europa da questo punto di vista si è presentata parecchio preparata e devo dire anche l'Italia ci ha fatto una bella figura. Ma tu cosa dici? Che per diminuire questo rischio di inquinamento invivibile della Terra, la Terra, bisognerebbe tornare un po' alla Terra, cioè l'industrializzazione ha creato benessere, però ha creato anche queste problematiche. Io sono un po' filoromantica, un po' idealista, nel senso che credo che bisogna un po' anche fare un passo indietro per amore di quello che abbiamo e perché comunque abbiamo anche perso il senso delle cose, cioè questo eccesso di tutto. Sono andata recentemente ad ascoltare una conferenza dell'economista Latouche che parla della decrescita felice. È una posizione estrema, però in fondo un passo indietro. Spiegami la decrescita felice, io non ci sono stato. No, lui dice che comunque all'economia del capitalismo estremo ci sarebbe da fare un passo indietro e tornare a chilometri zero, alla terra, capito? Quindi all'orto, a queste cose. Poi lui ne parla in maniera globale, così, però nel nostro piccolo potremmo farlo tornando un po' a una dimensione delle cose un po' più... però dico, ormai siamo comunque dentro ad un sistema. Ma vuoi mettere la felicità delle persone? Io mi ricordo, ma mica tanti anni fa, 50 anni fa possiamo dire, la felicità delle persone che vivevano nelle campagne, che lavoravano la terra, sì, comunque che arrivavano alla sera ad essere felicemente, ad aver concluso la giornata felicemente davanti a magari anche poche cose semplici da mangiare, però con meno patema d'animo, meno... Abbiamo incominciato, una dimensione di vita certo, abbiamo iniziato a far defluire dalle campagne per portarle all'industrializzazione, alle industrie, le persone, e adesso dovremmo tornare un attimo indietro, così come ha fatto la Cina, perché la Cina, diciamo che una delle peculiarità della Cina era proprio la produzione alimentare, lavorare la terra, e poi si sono spostati in massa dalla terra all'industria. Questo sì. E hanno creato quello che hanno creato. Speriamo di avere ancora tempo per salvare questa nostra terra. Con te è bello parlare perché fai venire in mente degli argomenti importanti e interessanti. Io voglio ricordare ai miei ascoltatori che questa trasmissione è possibile grazie a un nostro amico comune che si chiama Alberto di Ca del Poggio. Bellissimo posto, vedi, ecco lì dove il Prosecco incontra il mare. Sì. Lì si vive un momento contatto con la natura. Contatto con la natura e con dei piatti straordinari, e dove il Prosecco incontra il mare, perché nelle colline del Prosecco c'è il buon cibo fatto dalla famiglia Stocco, che è straordinaria. Straordinaria perché sono degli imprenditori che io ammiro. In un momento di decrescita del mercato, di distruzione delle aziende, loro sono riusciti con la professionalità a mantenersi sul mercato, anzi a migliorare e portare una struttura ricettiva per il turismo. Perché c'è anche il relè adesso. Certo, quel del Coneglianese o di San Pietro di Feletto, o comunque della nostra zona, straordinaria e professionale al massimo. Bene, grazie alla famiglia Stocco, e torniamo al nostro ambiente. Cosa ne hai ricavato ancora da questo incontro dei 195 paesi del mondo? Ma intanto che tutti hanno firmato cioè l'accordo prevede molti punti, ma ci sono 4 punti fondamentali, che sono il cercare di mantenere la temperatura inferiore ai 2 gradi, e questo sarebbe già un grande raggiungimento di risultato.
che tutti gli stati si impegnano. Cioè inferiore ai 2 gradi di aumento previsti, cioè sì. meno di quello che è previsto che aumenti la temperatura, perciò bisogna impegnarsi. Bisogna fare un concerto di... E poi la cosa curiosa che ci riflettevo l'altro giorno è che fino a tipo a Kyoto o anche alla conferenza del Brasile, a parlare di clima erano i biologi, gli scienziati. Ora a parlare di clima per il 90% sono i politici ed è, se ci pensi, è una cosa che fa riflettere, nel senso che prima era una cosa che l'analizzavi da fuori, invece ora la politica deve prendere le sue responsabilità e deve fare, altrimenti il nostro pianeta è finito. Però penso ai politici non più come i verdi di una volta che sbraitano e basta, ma gente capace. No, qui è proprio un'assunzione di responsabilità, perché comunque cioè l'Italia per esempio per certe cose dobbiamo dire che questa volta a Parigi abbiamo fatto anche bella figura, nel senso che ci siamo, l'Italia nelle politiche green, nelle imprese green soprattutto ci fa bella figura, perché abbiamo saputo cogliere questa opportunità e se guardi il fotovoltaico, l'energia eolica, abbiamo anche un sacco di imprese che adesso agricole che si convertono al biometano, al biogas, quindi l'Italia ha preso questa... Ti dirò che anche siamo avvantaggiati da un mare splendido, da un sole splendido. Sì, però l'abbiamo anche saputo usare, nel senso, perché comunque ci siamo... Oltre alla conferenza di Parigi, l'Italia ha firmato anche la Convenzione europea con i 28 paesi europei che prevede l'abbattimento prima del 30% al 2020, del quale noi siamo già ben messi, nel senso che l'Italia ha già raggiunto questo obiettivo e poi per il 2030 del 40% dell'abbattimento delle emissioni di CO2. Però se pensi, insomma, anche a livello dell'industria, molte industrie italiane hanno investito nelle energie rinnovabili e siamo anche come tecnologia produciamo strutture, elementi che permettono anche agli altri stati di andare verso, quindi ci abbiamo anche abbiamo capito che poteva essere un'opportunità. Certo, spiegami, ci sono 2 domande che ti devo fare, magari anche puerili, però così riusciamo a far capire ai nostri ascoltatori realmente di quello che stiamo parlando. Parliamo molto del buco dell'ozono. Il buco dell'ozono vuol dire, bisogna spiegarlo semplicemente al cittadino, è qualcosa che si crea perché dei gas si formano. Perché con l'aumento del CO2 noi praticamente mangiamo tutto l'ossigeno che abbiamo e quindi c'è uno sbilancio tra le due cose. Ma in Italia, nel mondo, ma in Italia noi qui soffriamo molto di questo peculiarità negativa. Soffriamo perché la stiamo pagando, se tu vedi gli eventi climatici che stiamo pagando in questi ultimi anni che non abbiamo mai avuto, tipo diventano estremi, diventano come quelli dei paesi della fascia equatoriale, pensa alle alluvioni, alle trombe d'aria, sono eventi che per la nostra fascia climatica non ci appartenevano, proprio perché l'aumento della temperatura dell'aria, ma anche l'aumento della temperatura soprattutto del mare, perché il mare ha aumentato la temperatura anche nelle profondità, per cui è cambiato l'ecosistema e sono cambiati quegli eventi a cui noi non siamo preparati. Io sono andata a vedere nella riviera del Brenta, è impegnativo quello che è successo, nel senso quella tromba d'aria così esagerata probabilmente climaticamente non ci apparteneva, le alluvioni c'erano, ma adesso alla prima pioggia... Ci apparteneva di più una bufera di neve che una cosa del genere. Però se pensi anche a queste bombe d'acqua, io mi ricordo, per la mia tesi di laurea ero stata in Messico e avevo vissuto quella bomba d'acqua, però mi trovavo in una fascia climatica a cui quell'evento in 5 minuti l'acqua ti arrivava qua. Adesso se tu vedi quando viene un temporale,
esatto, cioè, si riempie il Monticano, si riempiono tutti i fiumi. E per fortuna che abbiamo un'attenzione per la manutenzione nella nostra zona abbastanza importante, perché se ben ti ricordi il Monticano è uscito un po' dalle parti basse Poi del paghiamo nostro anche territorio. Magari l'Italia, magari non da noi, però in altre zone paga anche, adesso che ci sono questi eventi parecchio catastrofici, paga anche il fatto di non aver costruito in zone improprie, a ridosso dei fiumi. È un argomento che andiamo a toccare. Non sempre sono state rispettate i limiti, poi dentro i fiumi, a picco nella montagna, finché l'evento è arginabile, finché c'è un temporale, quando il temporale diventa di una violenza che non sai più gestire, non sa più dove scaricare, poi chiusura una volta c'era tutta una via di canalizzazione, di scorrimento dell'acqua, adesso un chiude il fosso di qua, l'altro lo chiude lì, si ferma, per cui sì, è vero. Difatti paghiamo un po', siamo arrivati alla resa dei conti. Si dice da tombinazione, si può dire, è una terminologia accettabile, c'è stato un tempo che tombinare era andava di moda, la parola d'ordine. Che in realtà il fascino dei fossi, dei fossati è una poi cosa... anche della vita, perché il sole fa evaporare, viene la pioggia, torna dentro, ma se noi copriamo tutto di cemento... siamo arrivati alla resa dei conti un po' di tutto, di una mala gestione del territorio, del clima che è impazzito e di noi che adesso dobbiamo avere il coraggio di fare azioni forti, ma anche nel nostro piccolo. Io quando ero assessore mandavo sempre a casa le pratiche del buon cittadino, spegni l'acqua, spegni la luce, queste cose qui, nel senso che credo comunque che la salvezza del pianeta parte indubbiamente dalle politiche che sono in alto, però parte anche dalle buone pratiche quotidiane, dal non gettare i rifiuti per terra, dal vivere in un posto bello perché lo rendiamo noi bello, perché lo rispettiamo. Finché ci sono le foglie che vanno a coprire i tombini, le possiamo rastrellare e tirar via. Ma se invece che le foglie ci sono le cartacee, ci sono le buste di plastica, ci sono tutti poi abbiamo la cosa assurda un po' che io non riesco a capire, essendo stata anche assessore all'ambiente e avendo anche seguito tutto l'iter per la differenziata, quella proprio fatta bene, non riesco a capire il perché si debba buttare i rifiuti per strada quando hai l'opportunità di differenziare tutto, quindi è un po', probabilmente è non so, non è conoscenza, non è volontà. Le polveri sottili, in questo momento le stiamo soffrendo perché manca la pioggia, giusto? E la persona che vive in un ambiente dove le polveri sottili sono al di là di quello che è l'accettabile, può subire dei danni fisici? Credo che adesso ci siano un sacco di allergie che un tempo non c'erano, allergie soprattutto alle vie respiratorie. Adesso l'80% delle persone è allergico a qualcosa e credo l'inquinamento sia una delle cause più estreme di tutto. Poi il cibo, il cattivo cibo è un'altra. Possiamo passare a un secondo step, chiamiamolo così, visto che mi devi insegnare l'inglese, parlo un po' di inglese, no? Cosa dici? Fammi piacere, parliamo di ambiente. Cosa ti ha insegnato l'Expo? Io ci sono andata 2 volte anche, ma intanto l'Expo ci ha fatto riflettere sull'importanza del cibo. Molti ci hanno visto nell'Expo una carnevalata, però di fondo se uno lo viveva con il valore che andava vissuto, aveva un grande messaggio che innanzitutto l'importanza del cibo, ma anche di come certi, in realtà c'è chi spreca in maniera esagerata e c'è chi il cibo non ce l'ha, per cui c'è un mondo a me piace l'idea di pensare a questo mondo come un'astronave che vaga per l'universo. Io sono un po' cattivo anche, no? E noi siamo c'è chi il cibo non ce l'ha, ed è vero, ma c'è anche chi il cibo
non lo vuole avere perché non alza un dito per fare qualcosa per avere il cibo. Sì, però... Questa è una parentesi cattiva di Bruno Zanetti. Sì, però se tu pensi, ma questa è una parentesi che ti lasciamo, dai. Grazie. Però dico, se tu pensi in realtà come anche da noi in realtà ci sia lo spreco di cibo e come magari certi paesi del sud del mondo non ce l'abbiano, è un po', e viviamo tutti, se lo guardi, se esci dalla Terra e guardi la Terra dall'universo, siamo davvero piccoli. E ci pensi, noi siamo questi esserini nel pianeta che vivono delle grandi differenze. Stavo vedendo oggi un articolo, ma non me lo ricordo perché io, sai, ho la memoria corta, che siamo lontani anni luce da un altro pianeta con vita. Speriamo che siano un po' più sani di mente di noi. Beh, per essere più sani di mente di noi... due ci vuole poco. Di noi due ci va poco, sì, è vero, è vero. Però meno male che siamo così almeno... Sì, dai, diamo un contributo friccicorino. Sì, dai. Stemperiamo un po' quello che è veramente la gravità della situazione. No, l'Expo a me è piaciuto anche perché a me piace comunque rapportarmi con le altre culture, con le altre, e quindi magari conoscere questo e l'altro. Hai mangiato anche cibi diversi? Certo, certamente. Non dirmi che hai mangiato dai cinesi, Ma sì, ma i cani? i cani. Ah, ecco. Ho mangiato vietnamita, ho mangiato cinese, ho mangiato argentino, dai. Vabbè, ma argentino, il bistecazzo che non finiscono più. L'assado. No dai, comunque, e oltretutto l'Italia ci ha fatto anche una bella figura, sì, perché certo. Poi in realtà all'inizio non ci andava nessuno, poi ci sono andati tutti non perché... ci andava nessuno perché aveva paura del terrorismo, poi invece è stato veramente un'organizzazione. Quello bisogna dire... No, ci abbiamo fatto una bella figura. Sì, certo. Adesso speriamo ne facciano un buon uso perché lo spazio è molto bello. Insomma. Allora, a proposito di cibo, ricordiamo ancora che il nostro amico Alberto di Cadel Poggio ci potrà ospitare, noi glielo diciamo, guarda Alberto, stai attento che io e Alberto arriviamo. Buon risottino con i frutti di mare che a me piace moltissimo, o anche le linguine e i frutti di mare, qualcosa di straordinario, condite, annaffiate, come si dice? Con un buon prosecco. Con un buon prosecco. Accompagnata. Sai che si potrebbe anche parlare un po' veneto, tu sai il veneto ancora, sì? Certo. E beh, guarda che a Cadel Poggio possiamo andare lì, noi parliamo solo veneto, dobbiamo mangiare solo roba veneta e basta. Ciao Alberto, ciao alla famiglia Stocco, veramente straordinaria, professionisti della cucina e della ricettività veneta. Bene, un altro argomento potrebbe essere, abbiamo terminato i primi, cioè così, appena cosa col bagnafiori, cos'è che si fa? Si bagna. Sì, no, ma annaffiatina, sì. No? Piccola piccola, l'abbiamo fatta sia col primo argomento Parigi sia con l'Expo e Laudato Si, così finiamo in bellezza. Finiamo in santità. In santità, Laudato Si. Il fatto che comunque anche il Papa, che rappresenta anche lui la politica, anzi di più, abbia in quest'anno deciso di fare un'enciclica di carattere ambientale, dice la sua, nel senso che comunque Papa Francesco che scrive l'enciclica Laudato Si sull'ambiente è proprio il coronamento di... Sì, anche se lui nell'ambiente in generale ha dovuto fare un po' di pulizia. Ecco, quella non entriamo in merito. No, per carità, noi ci occupiamo soltanto di aria. No, lui dice, non so se l'hai letta, però è anche bella, nel senso che comunque dice prendiamoci cura di questa casa comune, la casa comune ne aveva già parlato Papa Wojtyla dicendo dobbiamo cambiare rotta e dobbiamo prenderci a cuore questa casa comune che è la casa di tutti noi, anche perché noi abbiamo il compito di lasciare ai nostri figli un pianeta buono, un pianeta con un'aria sana, vivibile. Certo, perché se non lasciamo... già ne abbiamo tolto le pensioni.
non resta neanche l'aria sana, Se non il resta mondo, l'aria sana, proprio, la natura. Invece che dire ai nostri figli fate figli, dobbiamo dire il piano. No, veramente dobbiamo lavorare sull'argomento in questione proprio per i nostri figli, perché noi bene o male, insomma, io almeno, tu sei ancora 100 anni da vivere, io ne avrò ancora 99, perciò... Ci troveremo in casa di riposo. Sì. Però noi abbiamo bene o male vissuto la nostra vita, no? E fino adesso il sistema Italia aveva anche un po' funzionato, a parte tutte le ruberie, ma sarà argomento di un'altra volta anche questo. E se non lasciamo ai nostri figli qualcosa per sognare, diventa difficile. Comunque, cioè, la terra è nostra, la dobbiamo tenere, la dobbiamo conservare, dobbiamo impegnarci perché lei ci ha dato tanto, la natura ci dà delle cose spettacolari, insomma. Certo. E noi con questa ansia di avere, di fare, di correre, bisogna realmente fare un passetto indietro. Una cosa non ti ho chiesto, che ritengo sia molto importante, anzi forse è la più importante. Noi abbiamo bisogno degli alberi per l'ossigeno e questa tremenda desertificazione, cioè questo tremendo taglio degli alberi, specialmente nelle foreste amazzoniche, ci tolgono polmoni di respiro. Gli alberi li tagliano dappertutto, invece bisognerebbe, anche se in realtà si sono tentate delle politiche di per quanto togli tanto pianti, speriamo. Sai, uno mi ha detto una volta, basterebbe fare, anziché lavorare il legno per fare le tavole, facciamoli di cartone? Ah sì? Perché il cartone da dove viene? Ma io, sono molto per il riciclo, per il riuso, mi hai anche già ospitato per un evento su questo. Torniamo a parlare di quello. E la nuova filosofia dell'Europa e del Commissario europeo per l'ambiente è quella di dire considera che le materie prime del pianeta sono in via di estinzione e considera i rifiuti materie prime, per cui se noi consideriamo i rifiuti materie prime, la carta la trovi tra la carta riciclata. Se tu pensi quando metti fuori i tuoi bidoni, quante cose metti fuori, e se quelle sono rifiuti che vanno dentro un inceneritore non ci sono più, però se la plastica è una materia che ricicli, il vetro lo ricicli, le lattine le ricicli, sono realmente delle materie prime che tornano in circolo, per cui una delle vie da seguire è sicuramente quella. Sì, basta non fare come tanti dei monumenti con le lattine, il monumento con le lattine non serve a niente. Bisogna poi il riciclare la lattina. Il monumento con le lattine poi magari lo butti via e torna. Lo ricicli, va bene. Che ne dici? Abbiamo parlato abbastanza di ambiente oggi. Io sono stato bene con te, veramente. A parte che si fa bella figura quando si hanno degli ospiti così straordinari come l'Alberta. Alberta, noi abbiamo solo 2 minuti. In 2 minuti possiamo richiamare Alberto di Cadelpoggio, ringraziarlo. Finiamo con lui, e se tu hai una chicca ultima oppure mi fai una promessa che sarai ancora qui con me, ospite, oppure addirittura potresti fare, sai, noi abbiamo la possibilità di aprirci a tutto, di collaborare anche con noi, con una bella trasmissione, che dici? Guarda, sono disponibile per te a qualsiasi cosa. Grazie. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie ad Alberto di Cadelpoggio, alla famiglia Stocco, dove il Prosecco incontra il mare, e anche io e te andremo a degustare un piatto straordinario, ma ne ha moltissimi. Io parlo sempre di primi perché sono un amante dei primi piatti, antipasti e primi. Però fa dei secondi piatti di pesce che sono veramente eccezionali. E Alberto, aspettaci che verremo a trovarti con tutti i nostri ascoltatori, prepara tavole grandi, imbandite, che noi arriviamo. Ciao a tutti i nostri ascoltatori, grazie Alberta, grazie per aver accettato il mio invito, e arrivederci fra poco perché ti organizzo qualcos'altro. Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie, buongiorno. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette.
Appuntamento a sabato prossimo.